Grazie veramente per questa nutrita partecipazione. Un ringraziamento a voi tutti e poche parole di saluto, visto che il protagonista di questa mostra sono Pietro Querini e l'arte pittorica del maestro Franco Fortunato, che si è cimentato con il diario del mercante veneziano, come già aveva fatto peraltro con altri cicli pittorici, con Collodi, Calvino, Melvin, Antoine de Saint-Exupéry, traendo spunto per narrare in chiave favolistica il viaggio della cocca aquilina e il terribile naufragio che spinse la nave al largo delle coste norvegesi, nell'arcipelago delle isole Lofoten nel Nordland. Nei dipinti del maestro Fortunato vedrete il dipanarsi della vicenda con una cifra stilistica quasi surrealista, che molto deve a Maigret e a De Chirico, ma anche a Chagall, come pure ad Ambrogio Lorenzetti, con le sue atmosfere rarefatte, e il costante rimando allegorico in una storia, quella di Pietro Querini, che per traversie, incontri, peripezie, scoperte sembra veramente uscita da un libro di favole. A quella vicenda si fa risalire anche la scoperta del baccalà essiccato, che in Veneto oggi, ancora oggi, il Veneto appunto principale importatore di questo pesce lavorato, diventa materia prima dell'immancabile mantecato veneziano o del piatto cotto alla vicentina, come ci rammenta e come mi rammenta spesso l'amico il presidente Luciano Righi, e l'intera confraternita del baccalà che ha voluto essere con noi per questa mostra, che fu già ospitata in Norvegia, a Bergen, in occasione del Festival delle Giornate Anseatiche, e che grazie anche all'interessamento dell'ambasciatore Giorgio Novello, ambasciatore d'Italia in Norvegia, riporta finalmente Querini a casa sua. Forse era proprio questo l'obiettivo principale, far tornare a Venezia uno dei suoi antichi abitanti e rendergli così omaggio. Tra l'altro è presente anche oggi un rappresentante della famiglia Querini. Io ho parlato anche fin troppo, prima di lasciare la parola al maestro Franco Fortunato. Concludo portandovi i saluti della regione del Nordland e dei suoi amministratori che non hanno potuto essere presenti oggi, se non in un video che vedrete poi sarà mandato in onda con un saluto appunto in sala Cuoi. Lascio dunque la parola al maestro Fortunato, prego. Per non annoiare troppo bisogna parlare poco, ma se ho poco tempo dovrei iniziare il poco tempo che ho con i ringraziamenti, perché questo evento a cui stiamo partecipando, io per primo sono felice ed onorato, è fatto di una sequenza di incontri e di d'altra parte, per non annoiare con una lista di ringraziamenti, voglio però ricostruire un po' la vicenda, perché la vicenda in se stessa contiene tutta una sequenza di ringraziamenti, di incontri fortuiti e fortunati, e io sono anche fortunato. E tutto nasce da un regalo. Il regalo è stato di un piccolo libro che era stato prodotto, era appena pubblicato qualche anno fa, che mi fu regalato dall'editore. È il libro che racconta la cronistoria del naufragio della cocca Querini. A questo libro, io incontro a questo libro ci sono andato a finire, essendo un velista. Questo libro l'ho ricevuto in dono, l'ho studiato, ho visto che mi interessava molto la vicenda che mi era raccontata, una vicenda del 1400, in un periodo in cui Cristoforo Colombo ancora non era nato, non si sapeva che cosa ci fosse a ovest, fuori delle porte di Gibilterra. Ho cominciato a studiare questo libro, ho cominciato a studiare e a fare delle ricerche connesse a questa storia, e ho esposto delle tavole, ormai qualche anno fa. Quando ho esposto queste tavole ho conosciuto dei discendenti della famiglia di Pietro Querini, che è il personaggio centrale di tutta questa vicenda. E cominciando da Maria Vittoria Querini, che è già qui, l'ho già vista, Paolo Francis Querini, che è il discendente diretto di Pietro Querini, che mi hanno rifornito di informazioni, mi hanno rifornito di documenti e soprattutto mi hanno rifornito del diario autografo di Pietro Querini, che è depositato e conservato a Roma al Vaticano.
ho ricominciato tutto il lavoro, ho fatto delle tavole che vedrete fra poco, ma io avevo in mente che da questa cosa si dovesse tirare fuori anche un film, quindi ho torturato la regista che poi ha ceduto e ci ha fatto il film che spero vedremo fra poco. E a questo punto qui già devo ringraziare un sacco di persone, cominciando dall'editore, da Maria Vittoria Quirini, Paolo Francis Quirini, la regista del film Valentina Grosse che è qua, mia figlia insostituibile, irrinunciabile collaboratrice e centro di tutte quante le operazioni, i fotografi e anche il sottoscritto che ha lavorato, ha fatto l'operaio per fare questo film, e dopodiché ho cominciato a fare i dipinti e abbiamo costruito questa mostra che è stata già presentata l'anno scorso al Palazzo della Cancelleria a Roma. Nel frattempo sono stato invitato a Bergen ed è stato un grande regalo pure quello, quindi ringraziamenti ovunque per me da parte mia. L'accoglienza norvegese è stata gloriosa e nel frattempo si stava cercando di arrivare a Venezia con questa faccenda e di questa cosa si è occupato insieme l'ambasciatore Giorgio Novello per primo, che io ringrazio anche se non ha potuto essere oggi qui presente, Massimo Andreoli che fa tante cose e che è il padre che è riuscito ad arrivare a questa cosa, il presidente naturalmente che ha aperto le porte alla mostra della storia, la mia storia della Querina, e che dire di più, la confraternita che ci offrirà, credo, non so se lo devo dire, no, ormai si sente lo già sanno tutti, è scritto anche nell'invito. e quindi sono felice di tutta questa grande affluenza e sarò ancora più felice se apprezzerete quello che andiamo a vedere fra poco. Grazie. Benvenuti a tutti. Bene, la parola adesso al presidente della Venerabile Confraternita del Baccalà, la Vicentina, Luciano Righi. Brevemente, perché mi è stato raccomandato di essere breve, cercherò di essere per un saluto cordialissimo innanzitutto ai signori consiglieri regionali, qui presenti, agli assessori e poi a tutti voi da parte della Confraternita del Baccalà Vicentina, che è ben lieta di essere presente a questa mostra perché si riaggancia a una delle grandi imprese che nei suoi 30 anni ha fatto la Confraternita, che è stata quella di ripercorrere nel ventennale e poi nel 25ennale l'itinerario di questo navigatore un po' disgraziato che ha fatto naufragio e che dice nel suo diario ha scoperto ai Lofoten, all'isola di Røst, il baccalà, che poi dopo il Concilio di Trento si è espanso come ricetta specifica, storica, unica anche nel Vicentino. Quindi è per questo che riteniamo che la città abbia 400 anni e spero che poi abbiate modo di apprezzare. Il secondo elemento è che noi, come avete sentito, celebriamo i 30 anni di fondazione e quindi il 1 marzo 87 a San Rigo, per merito del presidente del Proloco Avvocato Mettasso, è stata fondata questa confraternita che ha difeso la ricetta e l'ha diffusa in tutto il Veneto prima, poi in Italia e poi anche in Europa e nel mondo. Ecco, questo è stato il nostro compito, lo abbiamo svolto penso anche con grande successo, tanto è vero che abbiamo due momenti importanti e con questo chiudo anche che nel 2009 è stato riconosciuto questo piatto fra i 5 alimenti della tradizione italiana da parte dell'Unione Europea e recentissimamente abbiamo ottenuto dal Ministero per lo Sviluppo Economico questa notizia che vi do in anteprima perché sarà fatta ufficialmente tra qualche giorno a Vicenza da parte della responsabile della filateria italiana. Abbiamo ottenuto il francobollo dedicato al baccalà alla Vicenza, un evento eccezionale che avrà l'annullo speciale di prima emissione, questo dico ai filatelici, il 1 marzo 2017 che coincide esattamente con la fondazione della confraternita, oltre che con le ceneri, quindi faremo anche una promozione speciale per l'occasione. Io vi ringrazio moltissimo, per quanto riguarda poi la storia eccetera vi rimando al sito perché questa non è neanche la sede per parlare molto, come ha fatto molto elegantemente sia il maestro Fortunato che sia il presidente Ciambetti, da cui sempre
devo avere esempio e che ringrazio anch'io ho sentito oggi. Grazie al Presidente Righi e adesso la parola a Massimo Andreoli, Presidente del Consorzio Europeo di Educazioni Storiche, che è veramente una fonte di idee, energie e iniziative come pochi, come ad esempio la mostra che oggi apprezzeremo più tardi. Prego Massimo. Grazie a tutti, sempre molto brevemente, perché così poi andiamo a fare la cosa più bella, cioè scoprire questa magnifica mostra e ancora prima degustare il buonissimo baccalà. E io credo, oggi sono emozionato, lo dico veramente, raramente mi capita, ma è vero, perché essere qua oggi è un primo punto d'arrivo, ma è anche un punto di partenza. La prima cosa importante è che a noi, di solito noi come italiani, come veneti, ci dicono sempre che siamo campanilisti, non riusciamo a fare squadra. Grazie al saper fare squadra, a livello, come già stato detto, con la confraternita, col Consiglio regionale, con la Regione, con Franco Fortunato, ma non solo, siamo riusciti a fare una squadra europea. Cioè noi come capofila siamo riusciti a raccogliere intorno a un tavolo 14 nazioni con le quali stiamo sviluppando un progetto europeo, perché questo, dicevo, è un punto di partenza, perché da oggi si lavora entro giugno di quest'anno per presentare la via Quellinissima, che è questo progetto europeo, al Consiglio d'Europa. Cioè noi vogliamo ottenere il riconoscimento del Consiglio d'Europa come già lo è la via di Santiago, come è la via Francigena, anche la via Quellinissima sulle orme di Pietro Querini e di un prodotto che è ittico, che è alimentare, che è culturale, costruire questo nuovo prodotto culturale e turistico che, ripeto, per la prima volta mette insieme 14 paesi europei che vanno da sud a nord, da est a ovest, è un circolo. Io questo ci tenevo a dire, cioè che siamo riusciti a sfatare tantissimi miti, siamo bravi a fare le cose, le facciamo bene non solo da un punto di vista culinario con la confraternita, riusciamo a fare squadra e portiamo a casa gli obiettivi. Insomma, più di così cosa dire? Grazie. Grazie a Massimo Andreoli. Adesso appunto la parola a Paolo Francis Querini di Santa Giustina, discendente della famiglia Pietro Querini. Prego. Sì, buongiorno a tutti, sarò anch'io brevissimo perché, scusate ma preferisco, sarò anch'io brevissimo perché con molte cose più interessanti a te. Prima parlava l'amico Fortunato dei ringraziamenti, anch'io ho tanti ringraziamenti da fare, soprattutto il ricordo di questa emozionantissima giornata di Pietro Querini che è ritornato a Venezia, come ha detto appunto il Presidente. Per me è una cosa veramente da brividi. Io sono stato a Candia, dove ho visto da dove è partito, da dove sono le nostre origini, sono stato a Lelofoten, dove c'è questa bellissima lapide che lo ricorda, e farlo ritornare a Venezia, va bene che era lui ritornato, poi morto a Venezia, è sempre una cosa molto ma molto interessante, poi in un ambiente come questo, che è la cosa principale per Pietro Querini. Io devo ringraziare soprattutto la confraternita, la venerabile, perché ha portato lei alla ribalta questa storia. Bisogna dire la verità, loro hanno fatto in un sistema enogastronomico molto importante, però Pietro Querini è ritornato alla ribalta proprio grazie a loro. Dopo da lì si sono avviate molte cose, come ad esempio un bellissimo libro ancora è quello Alla larga da Venezia, che è tra l'altro cosa fatta da veneziani. Quindi in questo momento qui poi devo dire un'altra cosa, che ci sono Querini in giro per il mondo che stiamo riallacciando. Oggi ci sono presenti qua, oltre a Maria Vittoria, che ringrazio, perché è stata lei a far scoprire il maestro Fortunato e a coinvolgerci. Poi ci sono dei Querini che vengono dalla Sicilia, Querini che vengono da Udine. Quindi stiamo riunendo la famiglia. Una volta, prima del 1310, la famiglia Querini era una delle più numerose di Venezia. E qui io faccio una preghiera, veramente, al Presidente Ciambetti, al Presidente, eccolo qua, al Presidente... al Presidente Righi può darmi una mano esterna su questa roba qua. Tu sicuramente puoi darmi una mano. Io chiedo una cosa, mi dispiace che non ci sia il sindaco. A Venezia c'è uno splendido mercato del pesce. Lì del mercato del pesce c'era Ca Querini, Ca Mattio. Erano lì i Querini prima del 1310. Lì c'è ancora una specie di lapide. Vorrei che fosse intestato il mercato del pesce a Pietro Querini.
sarebbe una cosa veramente splendida per Venezia e per Pietro Querini. Io vi chiedo l'aiuto, basta mettere una lapide, mercato del pesce Pietro Querini, sarebbe il più bel ricordo. Io penso che voi siate d'accordo su questa idea, vero? Poi c'è un'altra cosa e concludo, ma qui è già più difficile. Chi leggerà, chi conosce la storia di Pietro Querini, sa che ci sono stati degli avvenimenti alle Lofoten in particolare. Cioè molti abitanti delle Lofoten, anziché avere i capelli biondi e gli occhi azzurri, hanno i capelli neri e gli occhi mori. Chissà perché, chi legge la storia non capirà. Allora io proporrei di fare un esame, se loro sono d'accordo, del cromosoma Y per vedere se sono discendenti dei veneziani presentati da Sud. Quella volta che sono andato, questo qui è un aneddoto ormai vero, sono andato a sua presentare il mio libro e sono stato portato dal sindaco, quella volta era Arnfin, che immagino non conosciate, mi ha presentato la padrona dell'albergo. Siamo entrati, è venuto Querini, ha 600 anni, eccetera, eccetera, e lei sta scrivendo sul libro. A un certo punto alza la testa, mi guarda, mi fa, forse sono una Querini anch'io. Quindi, ecco, un'altra cosa, velocemente, questa sera c'è presente Pietro Querini, che è l'attore che fa Pietro Querini nella pièce teatrale che abbiamo fatto con gli attori di Chions, che si chiama A cena con Pietro Querini. Faremo il 3 di marzo questa cena a Chions di nuovo, fatta con la Croce Rossa. Chi volesse venire ci fa anche un piacere perché è simpaticissimo. Abbiamo Pietro Querini e anche il regista di questa manifestazione. Grazie. Ha dato il valore culturale e il valore estetico. No, perché deve farne altro. Grazie, passo la parola. Grazie infinite. Informazioni pratiche. Adesso vi consiglio di andare verso la sala Canova, che è quella dall'altra parte dell'aula consigliare, per degustare il baccalà alla vicentina offerto dalla confraternita del baccalà vicentina, e poi la mostra al primo e al terzo piano appunto del maestro Fortunato, perché vi assicuro, seguire il percorso vi fa capire bene la storia, ma soprattutto potete apprezzare veramente con quale maestria, con quale sensibilità e con quale anche bravura il maestro Fortunato ha trasposto nei suoi quadri la storia di Pietro Querini. Leggermente ventilato. Bravo,